Euroregioni News. Vicino Lontano on, dialoghi al tempo del virus. Vicino Lontano ha presentato ai media nella conferenza stampa online del 7 maggio il programma di incontri Vicino Lontano on, dialoghi al tempo del virus, che si terranno dal 18 al 22 maggio in diretta streaming ad accesso illimitato e gratuito sul sito e sui canali social del festival. 6 appuntamenti serali nelle date in cui avrebbero dovuto svolgersi a Udine la 16ª edizione del festival Vicino Lontano e il premio letterario internazionale Tiziano Terzani, rinviati all'autunno. Gli appuntamenti online si terranno sempre nel luogo tradizionalmente simbolo del festival, la ex chiesa di San Francesco a Udine, trasformata per l'occasione in vero e proprio studio televisivo. Nel video vi proponiamo in successione gli interventi in conferenza stampa di Paola Colombo, presidente dell'Associazione Vicino Lontano, di Nicola Gasbarro, presidente del Comitato Scientifico di Vicino Lontano, di Angela Terzani, di Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, di Fabrizio Cigolot, assessore alla cultura del Comune di Udine, e di Tiziana Gibelli, assessore alla cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Che Vicino Lontano on, dove on ha il doppio significato di essere on, cioè accesi, quindi l'associazione c'è, è presente in questo momento, non rinuncia appunto al suo intento di cercare di decifrare la complessità del reale, e on appunto il doppio significato dell'online. Andremo in scena da una delle abituali sedi del festival, che è la chiesa di San Francesco, che verrà allestita proprio come un vero e proprio studio televisivo. Questa crisi segna una cesura profonda, ci sarà un prima e ci sarà un dopo, e c'è bisogno di interrogare gli studiosi, gli intellettuali, gli esperti, per cercare di immaginare un mondo diverso. Questi dialoghi al tempo del virus, come li abbiamo chiamati, verranno trasmessi appunto in diretta streaming e cercheranno in ognuna delle 5 serate di mettere a fuoco una macro area. Partiremo con l'ambiente, per passare poi alla geopolitica, all'economia, all'ambito antropologico filosofico. Ognuna di queste serate sarà però anche arricchita dall'intervento, dalla riflessione di uno dei 5 finalisti del premio Terzani. Sono 5 grandi scrittori. Abbiamo il poeta e documentarista curdo-iraniano Buciani, l'antropologa norvegese Fatland, l'intellettuale scrittore franco-libanese Malouf, una grande giornalista italiana come Francesca Mannocchi, e un'altra grande giornalista e saggista turca è Ece Temelkuran. Dalla chiesa di San Francesco, che è il luogo che ha visto nascere nel 2005 Vicino Lontano, e apriamo con Nicola Gasbarro, che intervisterà Jared Diamond. Poi Marco Pacini modererà il confronto dedicato all'ambiente, la sfida di Gaia, con Bruno Latour e Luca Mercalli. Parleremo di globalizzazione malata con Guglielmo Cevolin, che dialogherà con Lucio Caracciolo, con Guido Kreintz e il sinologo Maurizio Scarpari. E poi le democrazie alla prova, perché è evidentemente un tema significativo portato in evidenza dalla crisi del coronavirus, questo, con Massimiliano Panarari, Pieraldo Rovatti e Nadia Urbinati, e la moderazione del direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. Poi ripartire e come, con Stefano Allievi, Leonardo Becchetti, Patrizio Bianchi, Antonio Massarutti, e la moderazione del nostro vicepresidente Paolo Ermano, e alla fine la chiusura nella sfera antropologico-filosofica con Umberto Curi, Nicola Gasbarro e Claudia Lodesani, e la moderazione di Beatrice Bonato sul tema salute e malattia, la vita da salvare. Ognuna di queste puntate poi si concluderà dando spazio ai contributi anche di spettacolo delle passate edizioni, per cui avremo delle clip tratte dalle vecchie edizioni di Vicino Lontano, con Books Across Balkans, col coro La Tela, con Saba Miglana, con Ivan Moda e Paolo Forte, e con la bravissima Mel Matluti. Ci sarà spazio, perché Vicino Lontano è anche questo, per le domande del pubblico. Credo che Vicino Lontano sia una espressione diretta della società civile udinese e friulana, e proprio per questo resiste alle avversità di ogni tipo. Il problema del virus ci impedisce
l'esercizio passionale della nostra riflessione, ci impedisce di incontrarci, ci impedisce di vivere insieme, un pugno nella pancia di Vicino Lontano. Allora noi cercheremo di reagire raddoppiando, e questa sfida però comincia con l'online. Noi ci saremo a ottobre a fare il vero e il normale Vicino Lontano. Dovremmo fare una festa per riabbracciarci, perché la cultura è anche quello, per produrre simboli, per produrre valori. E mai come in questo momento credo che noi abbiamo bisogno di simboli e di valori forti. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato di vivere questa prima fase online come una fase di preparazione e di riflessione, perché abbiamo già trasformato la paura in possibilità di riscatto e abbiamo già messo in moto un rituale che ci porterà fuori dalla crisi. Ci proiettiamo già direttamente nel futuro perché consideriamo la crisi da superare. Cerchiamo di farlo come sempre ha fatto Vicino Lontano, proponendo delle provocazioni, delle riflessioni, coniugando sempre il rapporto ambivalente di Vicino Lontano, cioè portare il vicino lontano e il lontano del vicino. Guardare dal Friuli al mondo, ma anche guardare dal mondo al Friuli, in modo che il regionalismo, il giusto regionalismo, non venga confuso con il particolarismo. Viviamo in un momento in cui la globalizzazione stessa dovrà ridisegnarsi e quindi mai come oggi era necessario riflettere anche sui problemi globali. Abbiamo voluto cominciare proprio con la sfida più grossa che abbiamo di fronte, che è quella ecologica, la sfida con la madre terra, con questa Gaia che a volte si vendica, però di cui noi abbiamo comunque bisogno. Partiremo non a caso con Diamond e con la Tour, proprio per dare un'impronta come sempre internazionale ai nostri incontri. Poi continueremo con la geopolitica, con i grandi problemi che questa pone all'orizzonte, come e in che cosa cambia la politica e soprattutto poi anche concluderemo, cercheremo di vedere come ripartiamo, da dove ripartiamo e soprattutto per andare oltre. Rifletteremo anche sul valore della vita, perché filosoficamente questo richiede comunque un discorso da fare o da rifare o da ripensare. Insomma, i nostri sono come sempre interrogativi problematici e provocazioni del pensiero, perché nascono dalle contingenze della vita. Il coronavirus ha messo in evidenza ciò che va e ciò che non va in questo nostro sistema di vita sociale. A primo acchitto le due cose su cui dovremmo riflettere molto, primo, che erano già nell'agenda 2020, Guido Kreis lo sa molto meglio di me, i due problemi erano soprattutto il nostro confronto con l'ambiente, no? Il grande problema ecologico posto dalle nuove generazioni. Forse il problema dell'ambiente è come noi ci poniamo in rapporto al futuro. È un grande problema che il coronavirus ha fatto esplodere, che sia causato o no dall'ambiente. Certo è che il modo con cui ci rapportiamo alla natura deve assolutamente cambiare. La seconda cosa che mi colpisce molto è come un disastro di questa natura tocchi l'altro problema dell'agenda 2020, cioè faccia esplodere in maniera visiva le grandi disuguaglianze del nostro tempo. E per fortuna, se si accettano alcune aree del Brasile, qualche area del sottosviluppo dell'Asia, il coronavirus ha colpito paesi virgolette più sviluppati e che quindi hanno, conoscenze scientifiche e tecnologiche. Immaginate cosa potrebbe diventare se l'epidemia arrivasse con la stessa violenza in Africa o in alcune zone dell'America Latina. Quindi vuol dire che all'interno del problema ecologico noi abbiamo una sorta di ecologia sociale, di ecologia della mente a cui dobbiamo porre rimedio. Noi stiamo ancora discutendo in Italia in fase 2
del ruolo dell'Europa, del ruolo del non Europa, eccetera. Queste sfide sono diventate talmente globali che da soli non ce la possiamo fare. Ma non ce la possiamo fare da soli, sarà un grande tema quello del geopolitico e politico, non ce la possiamo fare da soli né come nazione né come, oserei dire, neppure come civiltà, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno, ecco la grande rivoluzione antropologica su cui sfrugulierò anche Diamond, e come le altre civiltà possono aiutarci in questo. Noi non sappiamo come le altre civiltà, ancora non conosciamo gli strumenti che le altre civiltà hanno a disposizione, e di fronte ad un'emergenza mondiale abbiamo bisogno di saperi multipli. Ecco, questa è un'altra rivoluzione. Non basta, virgolette, la cosiddetta scienza, occorrono risorse intellettuali e soprattutto risorse dell'immaginazione. Mai come oggi gli scienziati di tutto il mondo sono uniti per trovare una soluzione, cioè hanno bisogno di stimoli diversi per aumentare il patrimonio di conoscenze, ma anche per mettere in moto l'immaginazione scientifica. Ecco, questi sono i parametri che a lume di naso mi vengono in mente. L'ultimo, e su cui devo dire bisogna essere ottimisti, ma non bisogna mai allontanarsi dal realismo, ecco, io temo una grande ripresa di un modello di economia che metta in seconda istanza il valore della vita. Ecco, questo sarebbe estremamente drammatico. Mi auguro che ciò non accada, ma ho qualche timore che possa accadere, ma di questo discuteremo in vicino lontano in maniera problematica e con l'impegno civile che di solito ci caratterizza. Questa prima parte dell'edizione 2020, che è online, non distrugga, anzi raccordi quella comunità di intenti su cui Vicino Lontano vive. Abbiamo bisogno di molti tifosi perché questo rituale della riflessione si trasformi in una festa di conoscenza e in una festa di partecipazione civile. Credo che la cosa di cui dobbiamo essere contenti è che anche questa edizione online, e qui ringrazio molto il Comune di Udine e l'assessore alla cultura del Comune di Udine, credo che la continuità tra Vicino Lontano live e Vicino Lontano online sia proprio la chiesa di San Francesco. Insomma, San Francesco e Vicino Lontano sono un nesso inscindibile ormai, e quindi è bene ritrovarci là. Innanzitutto però mi fa piacere poter almeno salutare i 5 scrittori della Cinquina e felicitarmi con loro. Ogni singolo libro, ognuno dei 5 ci è piaciuto moltissimo. La giuria ha avuto molte difficoltà alla fine a scegliere, perché la scelta era difficile. Quello che mi preme ancora una volta dire è quanto sia importante leggere e avere libri, perché la scomparsa dei libri equivale alla scomparsa del ricordo, quello che più di ogni altra cosa ci distingue dagli animali. Quindi bisogna celebrarli, bisogna leggerli, questi libri, anche nella loro forma fisica. State dimostrando di avere la cura giusta per affrontare anche gli aspetti più critici di quella complessità che già normalmente ci riempie le giornate. Con questo on voi avete acceso una lampadina fantastica, state dando una dimostrazione straordinaria che spero i friulani per primi capiscano. Vi state dimostrando dei produttori straordinari degli anticorpi giusti che servono per combattere l'incertezza. L'incertezza è proprio il fattore che può minare quella ripartenza, quella ricostruzione della quale noi tutti abbiamo bisogno. La seconda cosa è che abbiamo bisogno di un grande recupero di immagine internazionale soprattutto. Io credo che se condividiamo questa necessità sia giusto insistere, come fate voi, su quelle capacità esclusive, caratteristiche dei friulani, caratteristiche degli italiani, e cioè quella che è la creatività, quello che è lo spirito di adattamento, e quello che è la capacità di essere unici. E sono definizioni che
non fanno altro che delineare quello che il mondo culturale da sempre sa esprimere, ed è quel mondo culturale che adesso è chiamato a esprimere le stesse cose, e voi lo fate, ma in condizioni assolutamente drammatiche per tutti. Dobbiamo essere in grado di far sentire il nostro tifo, il nostro calore verso chi fa cultura, verso chi rappresenta questa grande capacità di proseguire nelle proposte, che nella ricostruzione che ci attende, lo slancio che il vostro mondo, che la vostra associazione può dare, è uno slancio assolutamente straordinario dal punto di vista sociale, dal punto di vista di un pronto recupero dell'immagine che ci serve. Le questioni adesso che premono sono la tenuta economica, coesione sociale, priorità che sembrano travolgere tutto e tutti. Quindi io credo che sia importante questa presenza, un'esperienza come quella del festival che si rinnova, a spingerci con fiducia verso queste sfide che oggi si propongono. E di questo vi ringrazio, perché fate da spartiacque. Non vedo la possibilità nel giro di una manciata di settimane che tutto possa ricominciare come prima, e quindi sono convinta che la vostra esperienza sarà preziosa per coloro che partiranno dopo di voi. Dobbiamo dare dei segnali che siamo intenzionati non a continuare come prima, ma a fare anche meglio. Perché in questo periodo faremo un esperimento vero di utilizzo del digitale. In prospettiva però il reale potrà essere anche accompagnato dal digitale, che può significare una crescita di pubblico. Euroregione News.